Hector è un esemplare di American Bully di 4 anni, dolcissimo e giocherellone nonostante sia stato maltrattato, lasciato senza mangiare e senza terapie adeguate. A notare l'animale a Padernello una pattuglia dei carabinieri che ha allertato i colleghi della forestale. Immediate le indagini, l'odissea di Ettore è iniziata a marzo quando la proprietaria ha deciso di cederlo ad un quarantenne. L'operazione dei carabinieri forestali non si è limitata alla tutela del benessere dell'animale, ma ha portato alla luce un intrigato tentativo di inquinamento probatorio. Il quarantenne è stato denunciato per maltrattamento di animale, ma nei guai sono finite due conoscenti dell'uomo, una donna di 60 anni e la figlia 29enne, che devono rispondere di favoreggiamento personale e intralcio alle attività di pubblico servizio a causa di una messa in scena architettata per sviare le indagini. Il cane, vittima di maltrattamento, era stato inizialmente nascosto nel garage del quarantenne e successivamente segnalato dalle due donne ai cinovigili del servizio veterinario del SUEM come animale vagante sul territorio di Volpago del Montello. Lo scopo, come accertato dalle indagini, era quello di far figurare l'animale come un semplice randagio e in questo modo liberarsene. Ettore è stato sottratto ai tre. Si trova ora presso il canile sanitario di Ponzano Veneto. Ora spetterà alla Procura di Treviso procedere con l'eventuale affidamento ad un nuovo proprietario. I casi di questo tipo, spiegano i militari forestali, sono ormai parecchi ed è necessario sensibilizzare i cittadini che decidono di adottare questo tipo di animale.